4 minorenni, 2 ragazze e 2 ragazzi che hanno aggredito in pieno centro una commessa. I carabinieri hanno raccolto elementi importanti per arrivare alla loro identificazione, visionate le telecamere di sicurezza. Cresce la preoccupazione per le ripetute aggressioni in pieno centro anche tra residenti e ristoratori. Non esco più da sola, ci dice la titolare di un'osteria. Incendio nel pomeriggio in una ditta di giardinaggio, fiamme partite dall'esterno che si sono propagate all'interno dello stabile. Sul posto 5 mezzi dei vigili del fuoco e il sindaco, scongiurati danni ambientali. Il lupo torna a farsi vedere, questa volta l'incontro ravvicinato è a Ponte di Piave in mezzo alle vigne. Si avvicina un cane e al suo proprietario, allertata la forestale. Covid, in aumento i contagi, questa mattina i ricoverati hanno raggiunto quota 107. Francesco Benazzi, direttore dell'US2, è un virus che ha dimostrato di avere un'alta resistenza al calore. Il put è un successo, la Piani un errore, ancora la storia delle panchine, mostrai il decisionismo, un Gentilini a cuore aperto che ieri sera nello speciale dedicato ai suoi 95 anni, ricordi e confessioni dello sceriffo che sulla sua morte dice un salto nel buio. Lo scrittore trevigiano Tony Venturato ha raggiunto il suo obiettivo, riuscire a portare alla maratona di New York atleti disabili, un traguardo conquistato anche grazie ad Antena 3. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali, domenica 4 agosto. Cominciamo subito con la cronaca, con il caso dell'aggressione ai danni di una giovane commessa da parte di 4 minorenni in pieno centro a Treviso. La banda responsabile della violenza avrebbe le ore contate, l'allarme lanciato da Ascom Confcommercio. Aggredita e picchiata con le sedie di un locale di via Vogari solo per aver chiesto il permesso di passare. Sul caso della violenza ai danni di una giovane commessa del centro di Treviso continuano le indagini dei militari dell'Arma per individuare i giovanissimi responsabili. Carabinieri che avrebbero raccolto elementi utili e importanti al fine di identificare i ragazzi coinvolti. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di giovanissimi già noti alle forze dell'ordine, 2 ragazze e 2 ragazzi, tutti di età compresa tra i 14 e i 16 anni. Ennesima aggressione da parte di giovani che ha scosso l'intera città, ancora una volta al centro della cronaca per fatti di questo tipo. L'allarme lanciato dalle associazioni di categoria. È sconcertante anche perché noi non siamo abituati non solo a pensare a questo, ma neanche a immaginarcelo, non nella nostra Treviso, non nella nostra società, non in pieno giorno, non in mezzo ad altre persone, non da parte di minorenni. C'è un tema di sicurezza, c'è un tema di percezione della sicurezza, c'è un tema sociale più che preoccupante e disarmante. La necessità di intervenire agendo sulla prevenzione di questi fenomeni, secondo il presidente di Ascom Confcommercio, anche per difendere l'immagine della città e così le attività degli associati. Non è più una questione neanche di zone, no? di ambiti poco presidiati, perché quello di cui stiamo parlando è evidentemente frequentato. Allora bisogna fare un ragionamento più ampio che esca dalle logiche del commercio, che esca dalle logiche della sicurezza nel centro storico, ma che evidentemente comprenda famiglie, comunità, scuole, educazione, anche forze dell'ordine, anche interventi, evidentemente anche soluzioni di maggior sicurezza. Se da un lato dobbiamo, ripeto, prevenire, dall'altro dobbiamo poi trovare i percorsi perché queste cose non succedano. Preoccupazione crescente anche tra residenti e ristoratori. Meravigliosa, adesso è una cosa pessima, non dico altro per non dare il troe. Parla il titolare di una storica osteria a 2 passi da via Vogari, che racconta come in ben 70 anni di attività abbia visto radicalmente cambiare la città. Preoccupazione per una violenza crescente dunque anche da parte dei ristoratori. Devono fare qualcosa, ma con molta velocità. Da donna ho paura, ho anch'io le mie angosce nel muovermi all'interno della mia città, tra l'altro, e qui adesso a qualsiasi ora del giorno perché non c'è più un orario. Cerchiamo di non essere mai da soli, anche al mattino se arrivo presto perché ho i fornitori che arrivano presto, dopo una certa ora mi richiudo a chiave finché non arrivi il papà o il fratello o il personale. Di solito è una zona tranquilla e siamo rimasti a sentire che anche qui non siamo più tranquilli, però mancano le luci anche di sera sulla via Pascoli, è sempre buio. Mi sembra strano che possano succedere queste cose perché ieri appunto abbiamo letto la notizia e abbiamo sentito anche gridare perché alla fine non lo so.
A parlare è una residente della zona che non si capacita di come un fatto del genere possa essere successo. Per me Treviso è la città perfetta, noi stiamo benissimo, solo che poi ci dispiace quando sentiamo che ci sono questi episodi come in Piazza Borsa e come lì al PAM, che tanta gente dice che viene aggredita e così, allora dispiace, però posso dire che noi qua viviamo bene. Poi ci dovrebbe essere, magari non so, a fare qualcosa che fa sì che anche le persone di una certa età, perché adesso poi verrà avanti l'inverno, poi non escono perché hanno paura. È un problema che bisognerà tentare di risolvere in qualche modo, perché mi pare che ultimamente si stiano moltiplicando questi episodi. Mi auguro che sindaco, amministrazione, polizia e nel concorso comune riescano a trovare una buona soluzione rapidamente. Alleggia un senso di amarezza tra le vie del centro, sentimento che smorza anche la speranza che le numerose telecamere che l'amministrazione ha annunciato verranno installate nel centro possano essere utili a prevenire questo tipo di fenomeni. Forse queste persone magari non gli può interessare, non gli importa niente delle telecamere, perché non si rendono neanche conto che ci siano o no, perché quando sono magari alterati non si rendono conto. Paura nel pomeriggio a Ponzano per l'incendio che ha colpito una ditta di giardinaggio. Fiamme altissime e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Erano da poco passate le 14 quando è divampato l'incendio alla ditta Muggioli di via Visentina, Ponzano, Veneto, azienda che si occupa di giardinaggio e installazione di impianti per giardini. Le fiamme partite dall'esterno dello stabile si sono poi propagate anche all'interno, bruciate svariate bobine in polietilene. Una situazione che era sicuramente pericolosa, considerando che l'azienda, la Muggioli Giardinaggio, ha diverso materiale stoccato esternamente ma anche internamente, di materiale appunto di tubature, tutto ciò che è necessario per gli impianti di giardinaggio, quindi anche altro materiale infiammabile. Il capannone ha subito dei danni, ma fortunatamente il rapido intervento dei vigili del fuoco ha permesso di salvare l'azienda. Fiamme domate prontamente dai vigili del fuoco che, una volta spente, hanno continuato a pescare acqua dalle canalette per proseguire nel raffreddamento del capannone, che ha raggiunto importanti temperature, mettendo così in sicurezza l'intero stabile e quelli vicini. Dal punto di vista della sicurezza ambientale dei cittadini, nulla da segnalare, in quanto il rapido intervento dei vigili del fuoco ha permesso lo spegnimento della parte più pericolosa e quindi il fumo acre che era presente si è dissolto in breve tempo. Sulle cause dell'incendio nessuna ipotesi esclusa, anche se si segue la pista dell'autocombustione legata all'alta temperatura raggiunta in concomitanza della concentrazione di una piccola quantità d'acqua sul materiale plastico che avrebbe funto da lente. Esternamente all'azienda ci sarebbero infatti centinaia di matasse di tubature in materiale plastico. Inagibile l'area dell'azienda andata bruciata. Dipendenti che potranno sicuramente continuare il loro lavoro, perché grazie all'intervento appunto dei vigili del fuoco tutto è stato domato e i danni sono sì ingenti ma contenuti. Un altro furioso incendio è scoppiato questa volta a Gaglio, a Vicenza, comune dell'altopiano di Asiago, che ha completamente distrutto un appartamento. I vigili del fuoco a fatica hanno domato il rogo, favorito dalle molte finiture in legno. In particolare le prime squadre arrivate sul posto sono riuscite a circoscrivere le fiamme al solo appartamento, che si sviluppa su più livelli, evitando il coinvolgimento del tetto ventilato e degli altri alloggi, che sono stati invece salvati. Gravi danni all'appartamento, dichiarato inagibile. Le cause dell'incendio sono ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. E noi torniamo nel Trevigiano, a Ponte di Piave, perché il lupo torna a farsi a vedere, questa volta tra le vigne. Dopo una quindicina di giorni è riapparso il lupo che da settimane sta girando fra i comuni del Medio Piave, Spresiano, Breda di Piave e Maserata, ed ora è tornato a farsi vedere a Ponte di Piave. Qui lo vediamo sbucare da un vigneto, poi l'incontro con il cane. Il video ripreso da un cittadino che, come vedete, si avvicina. L'animale sembra impaurito, in difficoltà. Immediatamente è stata allertata la forestale. È stato avvistato nei pressi dell'area golenale un lupo.
Come avvenuto nei medesimi comuni lungo l'asta del fiume Piave, il lupo ha un'attività non stanziale ma di perlustrazione. Sono stati prontamente informati la Polizia Provinciale, i Carabinieri Forestali e la Regione del Veneto. Si aggira tra le vigne ma si avvicina anche alle case in cerca di cibo. Arrivato dal Cansiglio, dopo essere passato molto probabilmente dal Bellunese, è rimasto sempre in zona. A Saletto di Breda di Piave era arrivato in una spiaggetta dove era in corso una festa. All'improvviso è apparso il lupo che si è avvicinato ai cittadini. Inizialmente sembrava spaventato, poi con il passare del tempo ha preso coraggio e si è avvicinato sempre più alle persone, attirato anche dalle costicine che si stavano cucinando. I consigli sono quelli di evitare atteggiamenti che avvicinino l'animale a noi, ad esempio dandogli del cibo o tentando di attirarlo. L'ultimo consiglio dell'esperto va ai proprietari di animali domestici perché nelle zone in cui è stata avvistata la presenza di un lupo non lasciino cani, gatti, conigli in giardino nelle ore serali quando l'animale solitamente si avvicina ai centri abitati. Raccomando ai cittadini, se lo incontrano, di segnalare prontamente alla Polizia Provinciale e al Comune di Ponte di Piave l'avvistamento. In caso di avvistamento ricordo inoltre di riprendere gli animali al guinzaglio qualora fossero liberi, di non inseguire il lupo, di evitare dei rifiuti organici abbandonati e di non far uscire durante le ore notturne gli animali. Ricordo nuovamente la mail della provincia che è poliziaprovinciale@provincia.treviso.it. Questa mattina l'elicottero del soccorso alpino Falco 2 è riuscito a raggiungere la piazzola del rifugio Torrani in Civetta per recuperare un escursionista che si era fatto male già ieri risalendo la ferrata degli Alleghesi. Il 52enne veronese aveva riportato una probabile lussazione alla spalla ed era riuscito ad arrivare al rifugio, dove però non era stato possibile ultimare il soccorso con l'elicottero a causa del muro di nuvole. Oggi il personale del soccorso alpino della Val di Zoldo e un infermiere erano pronti per essere ritrasportati più in alto possibile e completare poi a piedi la salita. L'eliambulanza è potuta entrare e ha imbarcato l'infortunato e trasportato all'ospedale di Belluno. E ritorniamo nella Marca, una polemica politica è scoppiata a Mogliano. L'attacco al sindaco Bortolato da parte di tutti i consiglieri di minoranza di Mogliano Veneto per la foto che lo ritrae con un esponente di un gruppo legato a Casa Pound. Riteniamo che questa foto fatta dal sindaco sia una foto vergognosa, inappropriata e inopportuna che testimonia ancora una volta come purtroppo l'ingresso in giunta di Fratelli d'Italia stia determinando uno spostamento a destra da parte dell'azione amministrativa della giunta Bortolato. Foto pubblicata nel gruppo Noi di Destra, sempre duramente condannato dalle opposizioni. Non si può accettare il fatto che un sindaco con la fascia tricolore al collo all'interno del proprio ufficio e con un proprio assessore di fianco, anche se di Fratelli d'Italia, posi con un esponente arcinoto Casa Pound. Non una prima volta per Bortolato, si legge nella nota, visto che già nella scorsa giunta aveva mandato l'assessora Tocchet a presenziare ad un'inaugurazione di un'associazione sempre facente parte dell'orbita di Casa Pound. Abbiamo scritto e depositeremo nei prossimi giorni una mozione per portare il sindaco a riferire in consiglio comunale, a chiedere scusa alla cittadinanza per questa bruttissima pagina che gli sta facendo vivere e soprattutto per prendere degli impegni fattivi su come portare avanti da qui in avanti la memoria e per costruire quello che sarà l'impegno delle prossime generazioni nei confronti di quelli che sono i valori democratici, repubblicani e anche antifascisti. Ed è arrivata la replica del sindaco Bortolato. Nilandi e i consiglieri di opposizione ancora una volta danno la caccia alle streghe invece di occuparsi di problemi reali della città. Abbiamo in quell'occasione ricevuto 2 cimeli storici della Grande Guerra combattuta sul fiume sacro alla patria, impregnato di sacrificio e dove tanti italiani moglianesi hanno dato la vita per la pace e la libertà della nostra Italia. A questo punto mi aspetto che una delle prossime assurde richieste della minoranza sia quella di togliere l'inno del Piave nelle prossime cerimonie. Proseguiamo quindi con le notizie. Amministrazione di Fonte e Arma dei Carabinieri impegnate nella prevenzione delle truffe. L'importanza di essere informati e di informare per evitare le truffe, per riconoscerle prima che sia troppo tardi e soprattutto per fare rete. L'amministrazione del Comune di Fonte ha organizzato una serata informativa proprio sulle truffe agli anziani,
promossa in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. Purtroppo i casi si stanno replicando in maniera anche abbastanza repentina e abbiamo avuto la fortuna che con l'Arma dei Carabinieri appunto ci hanno richiesto di fare una serata informativa. Un evento che ha visto molta partecipazione, tanti spunti di riflessione e una lunga serie di consigli utili. Nel dubbio, se avete dei dubbi che delle persone sono venute a farvi delle richieste o delle chiamate per dirvi anche sono il maresciallo dei Carabinieri, se avete dubbi chiamate sempre il 112 perché loro potranno dirvi se è vero quello che vi è stato riferito o meno. Quindi nel dubbio chiamate sempre. Le istituzioni sono sempre vicino a voi cittadini e questa relazione deve continuare a esserci perché le istituzioni servono a questo. Per fare rete in questi casi, informare e raggiungere tutte le persone è l'arma vincente. Quindi se avete anche a casa genitori anziani oppure anche ragazzi, voi ragazzi che ci state guardando, avete un nonno a casa, ditegliele queste cose, ma senza fare allarmismo. È pura comunicazione. La sanità, ora parliamo di Covid, in aumento i contagi nella Marca, i ricoverati hanno raggiunto quota 107. Il caldo non ferma il Covid, contrariamente ad altri virus. I contagi sono aumentati, così come i ricoveri. La settimana scorsa erano circa 80 le persone ricoverate. Adesso siamo passati a 107, oggi abbiamo 107 persone ricoverate. Di queste ovviamente un 30-35% sono asintomatiche, quindi pauci sintomatico, come si usa dire nel nostro gergo un po' medico, ma che comunque non hanno sintomi legati al Covid. Purtroppo il 70% ha dei sintomi conclamati chiaramente con il Covid, quindi sintomi legati al Covid. E anche i positivi, diciamo, per ogni 100.000 abitanti, se vi ricordate, parlavamo proprio in termini di quanti positivi ogni 100.000 abitanti, oggi siamo arrivati a 28 positivi ogni 100.000 abitanti. Il Covid sta girando, un virus, spiega il direttore generale, come l'influenza. La differenza sta nel fatto che difficilmente la sindrome influenzale si trova in climi caldi. Invece il Covid ha dimostrato di essere un virus con una forte resistenza alle alte temperature. L'importante, e lo dico sempre, è quando andiamo a trovare dei parenti che sono in casa di riposo, sono ricoverati in ospedale, dobbiamo avere, anche se adesso non c'è fortunatamente più l'obbligo della mascherina, avere l'accortezza per salvaguardare le persone che sono fragili, che sono ovviamente con deficit immunitario, di utilizzare noi la mascherina, perché potremmo essere dei portatori di Covid senza saperlo. Non solo, ma il caldo e l'AFA stanno mettendo a dura prova gli anziani e i bambini, tantissime le chiamate al SUAM 118 e tante le persone che si presentano al pronto soccorso. E chiedo scusa ai cittadini se aspettano un po' di più in questo periodo del pronto soccorso, perché purtroppo abbiamo tanti cittadini che, debilitati dal caldo e ovviamente da questo clima, che è un clima direi quasi tropicale, al quale non siamo proprio abituati, poi alla fine arrivano in pronto soccorso magari con codice bianco, dico massimo verde, e devono aspettare, poi vengono idratati e vengono ovviamente rimandati a casa. E quindi i tempi sicuramente si allungheranno. Di avere un attimo di pazienza, perché abbiamo veramente, almeno fino all'altro ieri, abbiamo avuto grandi entrate in pronto soccorso legate soprattutto ai fenomeni del caldo. Il consiglio per tutti, soprattutto per anziani e fragili, è quello di evitare, se possibile, di uscire nelle ore più calde e idratarsi molto. La cronaca dalle strade, schianto in A4 tra San Stino di Livenza e Cessalto, il cosiddetto tratto maledetto. Un'auto sbanda e finisce fuori strada, un uomo rimane ferito. Sul posto il SUEM 118 e la polizia stradale, che nota una perdita della valvola del serbatoio a GPL del mezzo, bloccato precauzionalmente il flusso dei mezzi in direttrice Venezia. Sul posto sono giunte 3 squadre dei vigili del fuoco. Autostrade Alto Adriatico ha immediatamente fatto scattare il protocollo che prevede il reindirizzamento consigliato sulla A28 A27. Questo ha evitato ulteriori code che hanno raggiunto nel tratto i 4 chilometri. Molti i mezzi in uscita a San Stino. E quella di oggi è stata un'altra giornata di passione per gli automobilisti, flussi intensi come da previsioni di turisti diretti verso le spiagge di Jesolo, Caorle, Bibbione, Lignano e Grado, ma anche verso le coste della Slovenia e della Croazia. Bollino rosso sempre a partire dalla 4 in direzione Trieste, traffico sostenuto lungo le principali arterie, soprattutto in A4 Venezia-Trieste, appunto in direzione Trieste.
E con queste informazioni noi ci fermiamo, qualche minuto di pubblicità, tra poco. Eccoci tornati in studio, continuiamo con le notizie. Grande successo di ascolti per la puntata speciale della nostra storia dedicata ai 95 anni di Giancarlo Gentilini. E siccome tutti noi siamo di passaggio, come se lo immagina quel giorno lì? Un salto nel buio. Però con la stessa incoscienza di quando sei diventato... Sì, come sono diventato sindaco. Schietto come sempre, Giancarlo Gentilini ha immaginato così ieri sera alla fine della sua storia terrena. La confidenza il giorno del suo 95esimo compleanno con una puntata speciale della nostra storia in diretta da casa sua con gli auguri della moglie Maria, oltre che delle migliaia tra telefonate, messaggi e mail, segno del grande affetto della gente per un uomo che ha scritto una pagina di storia di Treviso. 95 anni dei quali 20 come sindaco di nome e di fatto per la città che l'ha accolto in tenera età quando la famiglia ha lasciato Vittorio Veneto. Un ventennio di fuoco iniziato con l'eliminazione delle panchine davanti alla stazione per evitare il bivacco dei primi extracomunitari. Dal momento che ho abolito le panchine non ho avuto altro che encomi e soddisfazione da parte dei cittadini. Uno che aveva in sé il potere di decidere. Decisioni semplici, decisioni epocali, come la scelta di cambiare la viabilità cittadina. Era il 9 luglio di 24 anni fa. Pensa che il PUT avevamo fatto una via di percorrenza e il resto tutti i parcheggi. Maria Dio, un disastro. È cambiato in 12 ore, cambiato tutto. È stata una scelta vincente che passerà alla storia. Scelte vincenti ma anche decisioni che tornando indietro Gentilini prenderebbe in maniera diversa, come per l'Appiani e l'appoggio alla volontà di Dino De Poli. Giancarlo te vedrà che dopo tutti quanti vai vieni a abitare, eccetera. Sì, è stato forse un sogno di gloria che a lungo termine vedi come... Ma tornando indietro, io credo che non la appoggerei più. Un rapporto con il presidente di Fondazione Cassamarca che Gentilini ha ricordato così. Non tirava la parola proprio, aveva sempre la mia dritta dappertutto. Il sindaco dei Tombini, delle Fogne, che vabbè, non l'abbiamo visto, che se fosse stato per lui, Treviso non avrebbe avuto l'aeroporto di Treviso. Per esempio, come mai non mi hai appoggiato per l'aeroporto di Treviso? Un impegno, quello da sindaco, che continua nonostante la sconfitta alle elezioni del 2013, con i consigli che quasi ogni giorno consegna agli uscieri perché arrivino all'attuale primo cittadino Mario Conte, che ieri sera non è mancato per gli auguri. Ne approfitto proprio per ringraziarti per l'uomo che sei, il sindaco che sei stato. Ricordati che tu sei un mio erede, applica sempre tutti i principi che io ho applicato in tutti i miei anni e vedrai che sarai sempre un vincente e un vincitore. Ma forse gli auguri più emozionanti Gentilini alla fine li ha ricevuti dalla moglie Maria. Devi essere orgoglioso per il percorso che hai fatto, devi essere felice anche per il percorso che abbiamo fatto io e te, che ci vogliamo bene e che stiamo bene ancora insieme, ok? Grazie mille. Tanti auguri. Lo scrittore trevigiano Tony Venturato ha raggiunto il suo obiettivo: riuscire a portare alla maratona di New York atleti disabili. E siete stati bravi, la cassa di risonanza di Antenna 3 è servita e abbiamo raggiunto l'obiettivo, quindi l'abbiamo raggiunto assieme. Dalle nostre telecamere Tony Venturato aveva lanciato un appello per raccogliere fondi che potessero permettere ad alcuni atleti diversamente abili di partecipare alla maratona di New York, un sogno che è diventato realtà. 4.200 euro raccolti per sostenere le spese necessarie per il viaggio e per l'iscrizione alla manifestazione. L'obiettivo era di 4.000 euro, ne abbiamo raggiunti 200 euro in più. Ma il bello è che stanno continuando ad arrivare delle donazioni. Piccole donazioni soprattutto, arrivate principalmente dai giovani. Sono molto probabilmente relative agli studenti che ho incontrato in questa fase di promozione dell'evento e che stanno donando veramente pochi euro. C'è da dire che un liceo nel quale ho trovato gli studenti
Questi ragazzi mi hanno dedicato una canzone, l'hanno messa su Spotify e il ricavato dell'ascolto della canzone serve per la maratona inclusiva. 4 gli atleti affetti da sindrome di Down che il 3 novembre insieme a Tony Venturato saranno a New York. Anna e Giulia arriveranno dall'Italia, insieme a loro 2 atleti statunitensi, una scelta questa legata anche a questioni logistiche. Abbiamo visto che sono aumentati tantissimo le quote per quanto riguarda l'assicurazione medica, sono aumentate tantissimo le quote per il trasferimento aereo. New York è diventata la città più cara al mondo in questi mesi, soggiornare a New York costa tantissimo e quindi abbiamo fatto questa scelta. Tony Venturato anni fa rimase vittima di un grave incidente stradale, il ricovero, poi la diagnosi di paralisi, ma lui non si è mai arreso, riuscendo a tornare a camminare e addirittura a correre la sua 5ª maratona di New York. Dalla sua esperienza la voglia di far vivere ad altri atleti disabili le emozioni della manifestazione, che per questi ragazzi racchiude un significato profondo. Significa avere un cambio netto nello stile di vita, diventano, come dico spesso, attori positivi del cambiamento e a loro volta diventano degli eroi nei confronti dei loro pari. Cerimonia toccante quella di oggi a cima del Grappa, giornata iniziata con la deposizione della corona al monumento al partigiano, poi il saluto della presidente del comitato organizzatore sindaca di Pieve, Annalisa Rampin. Questi soldati, dice, sono morti troppo presto e per ragioni che ancora oggi troviamo intollerabili e incompatibili con la luminosa idea di Europa unita verso cui siamo incamminati, e questo cammino che passa dalla cima che la tradizione vuole sacra alla patria ci faccia lanciare oggi tutti assieme un grido di pace, fratellanza tra le genti. La funzione religiosa è stata celebrata dal cardinale Luis Antonio Tagle, pro-prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione della città del Vaticano. Momenti emozionanti quando a conclusione della cerimonia le autorità hanno omaggiato i caduti del cimitero austro-ungarico. È stato un grande successo di pubblico per la 15ª edizione dei Cortili dell'Arte a Fratta di Tarso. L'iniziativa per ripopolare il piccolo borgo ha visto nel fine settimana ben 15.000 visitatori, un modo per far conoscere la piccola realtà da poco più di 100 abitanti attraverso l'arte. 70 gli artisti presenti che hanno animato tra musica, pittura e scultura le 3 giornate di festa, un progetto portato avanti dai giovani della Proloco e dall'amministrazione. Noi ci spostiamo sul litorale ora perché si è conclusa la stagione radiofonica di Radio DJ nelle spiagge di Jesolo. I 3 protagonisti del celebre programma Pinocchio dicono: siamo stati travolti dall'affetto. Siamo molto contenti, ci piace tantissimo, gente carinissima, un'accoglienza super calorosa, no? Sì, felici di vedere noi, gli ascoltatori e le ascoltatrici, e di trovarci fisicamente, vedendoci negli occhi. È bello vedere anche tanti bambini. Ma tantissime, questa è una componente che noi non ci aspettiamo mai, ogni volta ci lascia sorpresi, non avendo figli noi, però ci si capisce evidentemente con i più piccoli e le più piccole. Io credo perché li abbiamo sempre trattati come adulti e questo li mette al sicuro, si sentono presi seriamente e quindi vengono volentieri, vengono a fare i compiti, ci aiutano. Ci vogliono bene. Un'ondata di affetto, quella che ha travolto i conduttori della celebre trasmissione radiofonica Pinocchio, basata fino ad agosto sulle rive del mare di Jesolo. Noi dal primo giorno abbiamo capito proprio un benvenuto caldo, non so, siamo in un appartamento, non siamo in hotel, quindi andiamo a fare la spesa, ci muoviamo e ovunque benvenuti, ma talmente carini che ogni tanto ci guardiamo e diciamo: ma tutto bene? Risposta positiva dunque per la partnership tra comune e emittente, che ha portato in spiaggia più di qualche affezionato. È una proposta che arriva dall'associazione albergatori, del consorzio promozione turistica, quindi dagli operatori della nostra città, ma soprattutto un evento che coinvolge i cittadini, coinvolge gli ospiti in una location appunto aperta al pubblico con gli speaker di Pinocchio che si gettano in mezzo alla gente, quindi davvero una bellissima iniziativa e l'avvio di un percorso che vuole durare negli anni. Stazione radio e balneare allo stesso tempo per il periodo estivo, a segno positivo per il comparto turistico del litorale.
Un'estate che è iniziata con qualche difficoltà legata soprattutto al meteo, al calendario delle festività tedesche, quindi ci ha regalato una prima quindicina di giugno non esattamente positiva, però i numeri che abbiamo, e che alla fine sono quelli che contano, ci raccontano di primi 5 mesi con un segno più anche molto importante, che ci permettono appunto di attutire il colpo di questa lieve flessione di giugno e ci danno la prospettiva del 2024 che si chiuderà, se non uguale al 2023, un anno da record, addirittura con un segno più. Servizio storico, ora l'attività dei vigili del fuoco non si ferma mai, anzi i dati ci dicono che aumenta durante i periodi estivi per eventi meteo particolarmente intensi, una situazione che veniva ricordata anche quasi 40 anni fa e che vi proponiamo nella consueta rubrica dedicata alla nostra storia, come vedremo l'attività dei vigili del fuoco di Treviso quando erano ancora nella caserma di via Sant'Antonino. Con una media costante di 150-200 interventi al mese, i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Treviso non hanno visto aumentare consistentemente il loro lavoro in questo periodo. Detto altrimenti, in base ai dati fornitici stamane dallo stesso comando, l'estate non ha recato super lavoro ai pompieri che, come ben si sa, oltre ad occuparsi di prevenzione e spegnimento degli incendi, espletano anche i servizi di soccorso stradale, apertura porte e recupero annegati, garantendo poi, in determinate evenienze, tutti quei servizi indicati dalla Protezione Civile. Non lo si può considerare un periodo eccezionale, ci ha detto in sostanza il vicecomandante Gelindo Boschiero. L'unico vero problema stagionale può essere al massimo rappresentato dalle trombe d'aria. Sul fronte di uomini e mezzi appare peraltro relativo anche il discorso della consistenza delle forze, potendosi misurare sufficienza o insufficienza solo in rapporto all'ampiezza dell'eventuale calamità. Ma per l'ordinaria amministrazione, con i suoi 3 turni giornalieri e le sue squadre di 4-5 uomini ciascuna, una decina di mezzi tra autobotti, pompe serbatoi e semplici autobotti, il comando di Treviso ritiene di essere in grado di far fronte alla situazione. Quel che più può interessare in questi giorni è invece, per chi è o si accinge a mettersi in viaggio, qualche consiglio pratico. Ad esempio, che fare se si sviluppa un incendio in auto? Ma il problema è che ci sia un incendio è sempre potenzialmente possibile. Subito è di ridurre i tempi di sviluppo dell'incendio, quindi una coperta di lana può essere sufficiente per bloccare l'incendio sul nascere. In mancanza di questa, meglio anche un estintore, oppure della terra, gettarla sulle fiamme in modo da soffocare, diciamo, l'incendio immediatamente sul nascere. Quando poi lo sviluppo è troppo, a quel punto è tardi, che è opportuno scappare, perché ci potrebbe essere un'esplosione del serbatoio o comunque uno sviluppo di fiamme molto lunghe e alte, pericolose quindi per l'intervento stesso. Ma occupandoci sempre dei non pochi rischi della strada, spesso trascuriamo i potenziali pericoli che possiamo lasciarci alle spalle a casa. Qualche norma, qualche consiglio pratico per evitare di aver bisogno dei vigili del fuoco? Ma prima di andare via direi che il consiglio pratico sarebbe importante, cioè prima di lasciare la casa è opportuno chiudere i rubinetti del gas, dell'acqua e anche evitare che rimanga acceso il frigorifero, perché a volte se è poco ventilato il frigorifero, il motore può surriscaldare e anche essere causa di un incendio. Il problema di fondo è quello della conoscenza. Già la provincia di Treviso ha fatto stampare e divulgato un manualetto inerente alle norme di autodifesa da eventi calamitosi o gravi sinistri, curato dal vicecomandante dei Vigili del Fuoco del capoluogo della Marca. Stessa idea avrebbe avuto la Regione, ma per ora è solo un'idea per questione di fondi. Ci auguriamo, per intuibili motivi, che presto l'ostacolo, non insormontabile, possa essere superato. E con il servizio storico si chiude questa edizione del telegiornale. Grazie per essere stati con noi, a tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.